Ma come siete arrivate effettivamente? Allora, la canzone non era stata fatta, non era nata così, come nascono molte canzoni, che c'è un compositore che la scrive, è un gruppo che la canta e la canzone diventa famosa. No, la canzone c'era stata commissionata da una casa editrice della RAI che si chiama Rai Trade. Aveva chiesto a noi e a altri gruppi italiani che facevano musica nei dialetti locali, ci avevano chiesto di fare un brano che doveva essere un tormentone per l'estate, così, che fosse in dialetto, che avesse delle caratteristiche. Per cui io e Augusto Pirodda, che era il pianista all'epoca delle Valentes, e mio collaboratore nelle composizioni, ci eravamo messi a scrivere questo brano, per cui avevamo fatto un paio di passaggi, tipo che avevamo scritto una prima bozza, l'avevamo mandata a quella di Rai Trade, ci avevano detto sì, va bene, però cambiate questo e quello, insomma, nel giro di un paio di passaggi il pezzo era pronto, l'avevamo registrato e l'avevamo mandato, e l'editore di Rai Trade aveva mandato il brano a Fiorello per farglielo sentire. Lui l'aveva sentito e gli era piaciuto, e Fiorello è uno che se una cosa non gli piace non la mette nelle sue trasmissioni, quindi noi lì avevamo avuto veramente una grandissima fortuna. Nostra Signora, adesso Fiorello bello. Perché lui per una settimana aveva mandato il brano dicendo questo è il pezzo più bellino dell'estate, e lì ci avevano creduto tutti, perché le cose, parliamoci chiaro, funzionano così, che se uno come Fiorello dice che un brano è bellino, magari ce n'è un altro che è altrettanto bellino, ma siccome Fiorello non l'ha detto, nessuno lo sa, capite come vanno le cose? Ci sono tanti gruppi che scrivono tante canzoni belle, e che se non hai la fortuna in quel momento di riuscire a mandarle in una radio che si fa sentire, il tuo pezzo non va. Purtroppo è così. Beh, è stata una grande fortuna. Per noi sì, e poi era un pezzo comunque molto orecchiabile. Ma perché carino, Cigiri? Cigiri, sai perché? Io avevo appena fatto una edizione avevo appena partecipato a uno spettacolo teatrale in un'edizione di Sadies e Sardigna, il 28 aprile. E avevamo fatto questa rappresentazione in cui veniva raccontata la storia della cacciata dei piemontesi. E la leggenda dice che per riconoscere se uno era piemontese gli si diceva di Cigiri, se quello diceva Ciciri, che non ci riuscivano i piemontesi a dirlo, voleva dire che era piemontese, veniva bastonato e cacciato via, capito? Quindi avevamo tutti in testa, noi che avevamo partecipato a quello spettacolo, avevamo tutti in testa questa cosa dei Cigiri. Subito dopo è successo che ci avessero fatto questa commissione di scrittura di questo brano, e quindi io ci ho messo Cigiri per quello, Cigiri per dire, dato che siccome nel testo veniva decantata la bellezza di quest'isola, e quindi ci mettiamo una cosa che la caratterizzi, o comunque che l'ha caratterizzata in passato. Di Cigiri, prova a dirlo Cigiri se ci riesci. Allora facciamo una cosa, Rossella, visto che dobbiamo mandare la pubblicità, la mandi tu? Ok, allora mandiamo la pubblicità. Ciao. Bentornati a Feminas, l'ospite di questa settimana è Rossella Fa. Cucù. Cantante, compositrice, musicista e anche attrice. Mettiamola così. Allora Rossella, di te c'è troppo da dire, tantissimo, dovresti sdoppiarti e ti dovrei intervistare in più settimane, però dobbiamo cercare di far tutto più o meno in questa puntata. Quindi abbiamo parlato un po' della musica, dello studio, degli esordi, eccetera. Bloccherei un attimo per vedere un attimo proprio la tua passione per il teatro, anche perché tra l'altro hai scritto le musiche, se non ricordo male, anche per lo spettacolo teatrale La Gabbianella e il gatto. Sì,
Sì, che bellino. È comunque di una dolcezza incredibile. C'è questo È fattore meraviglioso. teatrale comunque anche nelle tue performance sul palco e con le tue canzoni. Diventi Sì, quasi un personaggio, quasi una zia Maria. un po' sì, un po' sì, 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 mi piace raccontare storie. Nel mio spettacolo racconto storie, vado un po' a braccio così, un po'. Non è veramente recitare quello è fare la cantastorie, è diverso fare l'attrice e fare la cantastorie, sono due cose proprio concettualmente diverse. Però mi piace, è vero, mi piace moltissimo il teatro, mi ha sempre affascinato e mi piace scrivere musica per teatro. Ho scritto le musiche della Gabbianella che di per sé è una storia meravigliosa. In più il modo in cui l'hanno realizzata quelli della compagnia di River è fantastico. Voi l'avete visto? Io purtroppo solo alcuni stralci, È non dal bellissimo vivo. perché l'hanno realizzata con l'uso di questi, come si chiamano, di ombre cinesi a colori. Ho collaborato anche con altre compagnie, con l'Efimero Meraviglioso, con la Cooperativa Teatro di Sardegna, tutte compagnie con cui mi sono trovata sempre benissimo. Adesso dobbiamo fare per esempio la ripresa di uno spettacolo con il Teatro Impossibile. Abbiamo fatto il Nautilus, cioè la storia di Ventimiglia leghe sotto i mari. E lì io ho scritto le musiche insieme a Giacomo Deiana, che è il chitarrista con cui lavoro, che ha suonato in In Babà. Babà. E lì io recito anche e faccio la balena, che non è nella storia originale, ma secondo noi ci stava bene. Ci stava. Sì. E comunque, sempre a proposito di nuovi progetti in corso, c'è anche un programma radiofonico, Sì, dove sì. comunque è una sorta di, diciamo, di parte, quasi una parte teatrale, come mi dicevi prima, perché comunque c'è quasi dell'educativo, diciamo, ma visto un po' come la pillola dolce. C'è dell'educativo nel senso che quello è un programma che si fa infatti nella fascia oraria per la divulgazione della lingua sarda. Secondo me ci hanno messo, oltre a Elio Turno Artemalle, che è il mio compagno già dall'anno scorso, no? Il mio collega con cui facciamo questa trasmissione, e la dottoressa Culeddu. Secondo me hanno messo me perché oltre a loro che parlano benissimo il sardo, ci hanno messo me che lo parlo malissimo, giusto per fare in modo che anche le persone che non lo sanno parlare bene non si sentano inibite a parlare il sardo, capite? Cioè bisogna parlarlo perché il sardo è una lingua viva, anche se si sbaglia, si possono creare nuove parole, chi se ne frega, non siamo puristi, via. Ecco, a questo proposito, mi hanno raccontato una cosa. Di. Che quando tu sei stata in Toscana con un tuo concerto a Pisa, non vorrei sbagliare, sei riuscita a coinvolgere anche i pisani che cantavano le tue canzoni che sono in sardo. Vabbè, era una situazione protetta quella, era un circolo dei sardi. Con pisani. Sì, era il circolo dei sardi a Pisa e ci avevano chiamato per fare un concerto perché era il decennale della fondazione del circolo, credo, sì, mi sembra di ricordare così. E sì, c'era qualcuno che conosceva qualche pezzo e si è messa a cantare. Ma A perché noi ha fatto molto piacere. sono pezzi molto coinvolgenti, poi soprattutto Baba, che comunque un libro CD, ha questo fattore proprio del racconto. E tu dici storie, ricette e preghiere. Mhm. E a proposito di preghiere c'è questa storia della Nostra Signora, che diventa Nostra Signora un po' di qualunque cosa a seconda dell'occorrenza. Certo, 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 perché succede così. Soprattutto nella tradizione, un po' Io- nei modi di dire nella tradizione sarda. Santa Maria Graccagia, chi è? No, tradotta in italiano come Saccargia. Chi era? Io non lo so.
Per quanto mi riguarda, craccai vuol dire schiacciare. Craccagia può voler dire, sono mie teorie, mie supposte, come si suol dire, no? Craccagia può voler dire colei che schiaccia. Chi è che schiaccia? Nella nostra cultura cattolica, la Madonna che schiaccia la testa del serpente. Per cui Santa Maria Craccagia poteva essere Nostra Signora che schiaccia la testa del serpente, giusto? Nostra Signora di Saccargia. Cioè, si inventano tante di quelle Madonne che me lo potevo inventare una anche io, o no? Perché no? Ma e infatti tu dici anche, faccio una sorta di parafrasi delle tue parole, tu dici una canzone come quasi una ricetta, va cucinata con gusto e tu ti presenti ai concerti con un mestolo. Certo. Ma dimmi un po' di questo parallelismo comunque che si deve creare tra la musica, la cucina che diventa quasi quindi una ricetta dove metti un po' Rossella fa, zia Maria, Rossella fa bambina che sente le storie e cerca di esorcizzare un po' il tutto, la lingua sarda e la cultura. Cultura, non mi piace parlare di cultura, mi piace di più parlare di conoscenza, di tradizione, di passato che torna a vivere. Cultura sembra una parola così schiacciante, no? È troppo importante. Sì, comunque sì, cerco di mettere tutte queste cose nelle mie musiche e in pratica di fare un minestrone. Un buon minestrone. Sì, anche perché è un bel minestrone, anche perché la musica in se stesso, se analizziamo la musica di questo disco, non è musica sarda. Ci sono dei rimandi alla musica sarda che però li vedo io perché so che ce li ho messi da qualche parte, ma non sono evidenti. In effetti la musica di questo disco è tutta musica latina, che io ho studiato appassionatamente perché mi è sempre piaciuta da quando Suonavi la chitarra con Esatto, con la musica brasiliana. con gli amici di Oristano che mi insegnavano la musica brasiliana. E da allora ho continuato a trafficare con la musica latina, sia quella brasiliana sia quella cubana. E quindi questo libro, da un punto di vista strettamente musicale, è un omaggio alla musica latina. E poi le storie ce le ho messe io, anche perché oltre alla musica latina sono sempre stata appassionata di cultura latina, per cui mi sono letta molti libri di Márquez, di Jorge Amado, e a leggere libri come Cent'anni di solitudine, per esempio, che è una storia meravigliosa. Tu leggi lì in quei libri delle cose che potrebbero essere successe benissimo a Masullas. E come infatti ho letto questa tua affermazione che ho visto che tu ami ripetere spesso. Sì, è vero, è verissimo. Cioè, sentire raccontare di un angelo che era caduto in terra perché si era bruciato le ali e l'avevano trovato questi contadini di un posto e l'avevano messo nel pollaio credendolo una gallina. Questo viene raccontato in una storia, non mi ricordo se di Márquez o di Amado. Cioè, una cosa del genere potrebbe essere benissimo capitata a Masullas. Mentre preparavano il pavimento. Mentre battevano lo sterco per preparare il pavimento. Sì. Comunque vorrei aprire un altro, visto che comunque tu hai citato tantissime persone, molti artisti, compositori, tu hai collaborato veramente con tanti, da Piero Marras che abbiamo nominato all'inizio, ma anche tanti altri rappresentanti diciamo della musica sarda. Con chi hai avuto più... È voluto comunque mettere qualcuno sul podio rispetto a un altro, però si creano comunque dei feeling particolari con alcuni musicisti che hanno poi a che fare anche con quella che è la preparazione, la sensibilità di ognuno. Sì. Con chi ho avuto un feeling particolare? Allora, per esempio, sicuramente con Elena Ledda. C'è stato un periodo in cui abbiamo avuto una brevissima collaborazione, però è stata per me formativa,
per un sacco di cose, anche perché Elena è una donna che ha una grandissima preparazione vocale e in quel breve periodo in cui abbiamo lavorato insieme mi ha insegnato tante cose, anche se non lo sa nemmeno lei probabilmente di quante me ne ha insegnato. E in più è lei che ha dato la voce a Nostra Signora de Sagose Papai nel disco. La voce di Nostra Signora è quella di Elena Led. Poi c'è anche, che ha suonato anche qui, Francesca Corrias, che è una cantante bravissima, secondo me, bravissima suonatrice di flauto. Infatti nel disco non la volevo come cantante, se non mi faceva fare una brutta figura, le ho chiesto di suonare il flauto e ha suonato il flauto in un brano divinamente. E poi c'è, che ha suonato sempre qui, Massimo Carboni, con cui ha fatto le parti di sax in un paio di brani, Massimo Carboni che è di Sassari, e con lui mi sono trovata anche a lavorare insieme alla scuola di jazz di Nuoro, dove ho avuto la fortuna di insegnare in questi anni scorsi, e devo dire con tutti i ragazzi che hanno insegnato lì alla scuola di Nuoro mi sono trovata molto bene, Luca Piana, Alessandro Di Liberto di Cagliari, che è un grande pianista e con cui ho lavorato tanti anni insieme, anzi un po' ci siamo formati insieme con Alessandro, lui è un bravissimo musicista. E poi con le Balentes, con loro ho lavorato un sacco di tempo e questo vuol dire anche che comunque mi sono trovata bene con loro. Sicuramente. E adesso sto benissimo e non li vorrei lasciare mai più con Giacomo Deiana e Nicola Cossu, con cui ho fatto il disco. È nato Babà. Sì. Io prendo al volo una tua connessione con Sassari, perché prima, mentre chiacchieravamo, mi hai raccontato di tua nonna, sì, se non ricordo male, che parlava a sua volta dei sassaresi e di Sassari. Sì, mia nonna li odiava. Schifo. Perché? Allora, mia zia si era sposata, sua figlia, si era sposata con non era esattamente un sassarese, ma era della zona di Sassari, quindi per mia nonna era comunque un sassarese, un cavesusese gabillo, va bene. E quindi ne diceva di tutti i colori, diceva impiccababbo, pappagaule, pappantaveti zizzigorzo, caule e zizzigorzo, basta, non va pant'altro. E invece tu sei stata tra l'altro a Sassari sia per presentare il disco che per altre iniziative. Che rapporto hai con la città? Mi piacerebbe poterla frequentare un po' di più perché c'è un ambiente musicale molto vivo e vedo molte innovazioni nella musica a Sassari. A Cagliari forse ci sono più occasioni, non so, però trovo che i musicisti sassaresi siano particolarmente veloci e intraprendenti e questo mi piace. E allora, visto che dobbiamo chiudere fra poco, Rossella, ti devo chiedere altre due cose. Dai. Brevi e veloci. Sarò brevissima. La prima è, chi è Rossella Fa? Come ti riassumeresti? Non lo so, mi viene paura di dirlo. Non lo so, non lo posso dire, non ci riesco a riassumermi, sono una logorroica, ci metterei mezz'ora, lascia perdere. E allora, visto che Ninna Pipia chiude la trasmissione, io saluto prima di tutto i telespettatori di Tele Sassari che ci hanno seguito, Ruben Mazzoni per le riprese, e lascio la chiusura a Rossella Fa con Ninna Pipia. Okay. Quindi accennala per noi. Così, la devo cantare così adesso? Gesù, che paura. Dammi questo per farmi da sottofondo, vai. Ninna Pipia, anima mia, non t'avvarristi citia, no. Ninna Pipia, anima mia, non t'avvarristi citia. Battalla bella bellucca wanzua
logo niente ascolta su chi narasa. Ti asciutta des paraulas avessi su betrumento. Adesso contento su moro, adesso contento ma già no ad attorrai. A ti sida in su sonno